Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Firma questa mattina a Trieste di un protocollo d'intesa per la tutela e la valorizzazione delle strutture difensive costruite in Friuli-Venezia Giulia nel corso del Novecento a difesa del confine orientale. A firmare il protocollo, oltre alla Regione Friuli-Venezia Giulia, anche l'Agenzia del Demanio, le Università di Udine e di Trieste e i Ministeri della Difesa e della Cultura. Rettore, è un accordo importante per valorizzare le strutture difensive, però l'avete detto, le università devono essere presenti sul territorio, devono esserci e devono farsi sentire un messaggio che parte anche da Trieste in un momento particolare. Certo, io credo che questo sia un ruolo fondamentale delle università, tanto più per università territoriali come la nostra e ancora in particolare per l'Università di Udine, che nasce sotto spinta del territorio, che ha un legame con il territorio fortissimo. Infatti io quello che mi aspetto e auguro che succeda da questo protocollo di intesa, al di là di tutte le attività che già si stanno facendo, è proprio di coinvolgere attivamente il territorio nella valorizzazione di questo patrimonio, che è unico a livello nazionale ed europeo. Quale sarà il ruolo di Uniudine? Uniud ha sicuramente un'attività importante perché il gruppo coordinato dal professor Piffer di fatto studia già questi manufatti e soprattutto in relazione a ciò che riguarda la guerra fredda. Per esempio qualche mese fa abbiamo avuto un convegno internazionale online che aveva visto però ospiti anche dagli Stati Uniti, che vedono questo territorio come particolarmente indicativo di un periodo storico che forse non è ancora abbastanza spiegato. Assessore, un accordo importante, ha ricordato anche il suo impegno come medico militare. Sì, assolutamente. Negli anni '80 ho avuto l'onore di servire la patria come medico militare a San Lorenzo di Sentivo, proprio in una struttura difensiva, una struttura che era considerata la prima linea di difesa contro l'eventuale attacco del sistema sovietico. Oggi abbiamo cominciato probabilmente a scrivere la storia. Cioè, usciamo, ho detto, da quella che è solo la memoria di chi ha vissuto quei luoghi, la facciamo diventare storia perché diventi anche un'occasione di sfruttamento, perché no, di questo territorio in vista di momenti culturali, di momenti di sviluppo per il nostro territorio. Credo che sarà molto utile, molto importante e credo anche molto bello partecipare ad un'occasione come questa in cui daremo occasione ai nostri giovani di impegnarsi anche nello sviluppo di un territorio fortemente identitario, ma che vuole dire una cosa a tutto il mondo. Questa è l'Europa che viene fuori da una storia e che vuole portare i propri valori di democrazia e di libertà in tutto il mondo. Venerdì a Sappada si terrà la prima conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca nel Friuli-Venezia Giulia. La presentazione dell'iniziativa questa mattina in Regione, alla presenza dell'assessore regionale Pierpaolo Roberti, il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini e il vice sindaco di Sappada Valerio Pillerroner. Quanto è importante per Sappada questa prima conferenza regionale sulla tutela delle minoranze linguistica tedesca? Direi importantissima. È il riconoscimento che Regione Friuli Venezia Giulia ha dato alla nostra comunità che, per la quale l'identità germanofona è un aspetto peculiare, importante, ce l'abbiamo nello statuto, ma ce l'abbiamo nel sangue e credo che da parte della Regione, da parte delle altre comunità, concederci questa occasione sia stata proprio un segno tangibile di questa nostra caratteristica. Far parte della Regione Friuli-Venezia Giulia vi ha dato questa possibilità, possiamo dirlo? Possiamo dirlo e come ho detto prima c'è un sensibile miglioramento, si coglie proprio che la minoranza viene rispettata, viene tutelata, cosa che sicuramente anche in Veneto c'era, ma nemmeno paragonabile in termini di attenzione, non solo come una risorsa economica, ma proprio si percepisce l'attenzione verso una comunità che è diversa dalle altre. Quindi venerdì appuntamento a Sappada, come verrà appunto programmata questa conferenza? Allora la conferenza è programmata nel pomeriggio di venerdì con inizialmente i saluti delle autorità, a seguire alcune relazioni da parte di professori esperti dell'Università di Udine, ma anche di altre università che daranno il loro apporto, essenzialmente sui temi che sono importanti per la lingua minoritaria e per l'identità di un'isola etnica.
Assessore Roberti, questa conferenza l'ha definita una tappa fondamentale di un percorso di legislatura. Sì, è una tappa fondamentale perché penso che le lingue minoritarie siano un po' il fondamento della specialità del Friuli Venezia Giulia. Quando parliamo di specialità parliamo di competenze, parliamo di soldi che vengono trattenuti sul territorio, ma non dobbiamo dimenticarci che quella specialità non è un regalo che ci viene dato e ce lo teniamo per sempre, dobbiamo difenderlo e conquistarlo. Una delle motivazioni per cui sicuramente possiamo godere di questa specialità è il fatto che siamo una regione composita dove sono presenti più minoranze linguistiche, dove si parlano 4 lingue ufficiali riconosciute e quindi quelle lingue vanno tutelate, vanno salvaguardate e in qualche modo, in ogni modo dobbiamo fare in modo che vengano parlate sempre di più e diffuse sempre di più. Sul tedesco c'era una sperequazione rispetto alle altre lingue minoritarie, era l'unica che non aveva per esempio questa tappa della conferenza regionale, che non è una tappa semplicemente formale, ma è un appuntamento che ci consente di valutare assieme agli enti scientifici, quindi in questo caso parliamo dell'Università di Udine, cosa è stato fatto per salvaguardare quella lingua e cosa si può fare nel prossimo futuro dal punto di vista normativo, dei finanziamenti, dei regolamenti, per fare in modo che venga parlata sempre di più e che diventi elemento di ricchezza per il territorio. Vicepresidente, lei propone anche una carta d'identità bilingue, proprio lo vuole proporre venerdì a Sappada. Sì, sicuramente venerdì sarà una delle proposte che farò, quella della carta d'identità a 2 lingue, un po' come succede per la minoranza linguistica slovena. Per chi volesse ottenere la carta d'identità con la lingua anche tedesca sarebbe un'opportunità importante per il territorio che rappresenta proprio queste minoranze linguistiche, che poi oltre alla carta d'identità significa anche il legame che queste persone hanno col territorio e con la storia e la cultura della nostra regione, che è conosciuta nel mondo per la specialità grazie alle minoranze linguistiche. Un valore aggiunto culturale ma anche turistico. Ma sì, soprattutto turistico, come dicevi. Si fa l'esempio di altre regioni che si fanno forti di questa minoranza linguistica tedesca. Noi abbiamo un punto in più, faccio esempio, il Sud Tirolo è molto bello, hanno tante piste da sci, ciclabili eccetera, noi lo stiamo anche facendo e stiamo migliorando su questo versante, ma soprattutto abbiamo anche il mare. E faccio l'esempio di Trieste. Trieste nasce cresce anche con l'impero austro-ungarico e rappresenta, diciamo, questa minoranza linguistica così importante che ha saputo nel tempo mantenere tutto quello che rappresenta la storia, gli edifici, i palazzi eccetera, dal mare ai monti. Le altre regioni non hanno queste peculiarità, noi le abbiamo e noi grazie a questo la faremo crescere. Porte aperte alla cittadinanza per la prima volta nella discarica di amianto di Porcia, nel centro di una richiesta di ampliamento da parte della General Betton alla Regione. I cittadini hanno potuto osservare i processi di conferimento e di stoccaggio dei materiali e porre domande. Nelle aree bonificate l'amministrazione comunale sta pensando di realizzare parchi e percorsi ciclabili. Porte aperte oggi alla discarica di amianto di Porcia gestita dalla General Betton. Siamo con Gianfranco Tonon, che è l'amministratore delegato dell'azienda. Oggi avete voluto far vedere alle persone direttamente qual è lo stato, qual è il possibile ampliamento e come anche restituire una parte di questi terreni alla comunità. Sì, abbiamo aderito ben volentieri alla richiesta del comune, del sindaco Sartini, di aprire ai cittadini la discarica, perché abbiamo piacere che la gente si renda conto di come è stata realizzata e come viene gestita una discarica per l'amianto. Fruisce di questa discarica prima di tutto la regione Friuli Venezia Giulia, parte del Veneto, parte del nord-est praticamente. Quanto è l'amianto stoccato qui in questi vari lotti e quello che si potrebbe stoccare con l'ampliamento? Il lotto che stiamo calpestando, quindi è già stato terminato, è stato fatto il capping, lo vediamo inerbato in superficie. L'abbiamo iniziato nel 2008, ultimato nel 2015, ha un contenuto di puro amianto di circa 70.000 metri cubi. Il secondo lotto, che è in fase di riempimento, ha un volume, parliamo sempre di amianto puro, perché poi c'è una gran quantità di terra per coprirlo che fa volumetria anche quella, ma di puro amianto saranno circa 250.000 metri cubi. L'ampliamento, il terzo lotto per completare la chiusura di una vecchia cava per inerti,
è di circa 400-450 mila metri cubi. 450 mila metri cubi. Su questo state aspettando il parere della Regione? Stiamo aspettando il parere della Regione, è un parere che abbiamo chiesto ancora mesi e mesi fa, ha avuto tutta una serie di vicissitudini, la cosa è un po' il palo, adesso speriamo che si arrivi a una conclusione positiva di questo iter, perché, come dicevamo prima, non c'è alternativa a una discarica. Se si chiude la discarica di Porcia, il sistema sta andando in crisi. Lo verifichiamo già, perché da Ferragosto, dopo l'estate, abbiamo fatto ridurre i conferimenti del 50% e i conferitori oggi non hanno alternative dove portare quello che non riescono più a portare da noi. Il rischio qual è? Come succedeva una volta, non tanti secoli fa, l'amianto come alternativa andava a finire negli alvei dei fiumi, Cellina Meduno, o veniva sotterrato abusivamente vicino a casa. Sindaco, la cittadinanza ha potuto vedere quello che succede in questa discarica, c'è un progetto anche sostenuto dall'amministrazione comunale per recuperare quest'area e restituirla alla comunità, in che modo? Sì, la volontà dell'amministrazione, che stiamo anche facendo passare dalla parte della proprietà, è di recuperare le aree bonificate della discarica in modo che i cittadini possano utilizzarle una volta finito il processo di smaltimento dell'amianto. In questo momento non è possibile farlo perché anche le parti già bonificate sono comunque all'interno di un luogo di lavoro e quindi questa è una proiezione che noi stiamo facendo verso il finale, quando la discarica sarà chiusa. La volontà sarebbe quella di far entrare i cittadini con dei percorsi ciclabili, per esempio per le mountain bike, con delle aree di sosta dove sarà possibile anche rimanere a fermarsi a fare un picnic, perché sembra impossibile, qui ci troviamo circa 15 metri sotto il livello del terreno, ci sono pochi rumori ed è diventata negli anni anche una riserva per specie di animali che vengono qui a nidificare, vengono qui perché non c'è nessuno che li disturba. Ma qual è il messaggio anche che vi siete dati, insomma, il confronto con i cittadini? Beh, allora, la giornata aperta in discarica è una prima volta assoluta dall'inizio del conferimento del 2008. Ecco, di tutte le, queste fantasie che nascono soprattutto nei social di quello che accade qui dentro, oggi solo 10 persone sono arrivate a vedere, quindi secondo me è stata un po' una montatura che è nata nei social e si è autoalimentata attraverso qualcuno che, non conoscendo quello che dice, ha esagerato. Ed ora una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da voi la linea. Tra poco. Ben ritrovati a Da voi la linea. Un connubio perfetto tra sport e turismo per la promozione del territorio del Friuli Venezia Giulia, senza dimenticare le iniziative solidali. Questa è la Mito Marathon. La prima gara si svolgerà il 31 ottobre a Cividale del Friuli ed è stata presentata questa mattina nella sede della Regione Udine. È la prima edizione della Mito Marathon, ce la racconta Alessandro Cenuzio, project manager di questa edizione. Come l'avete studiata? Allora, intanto questa è la prima edizione, come ben detto, è una maratona completamente nuova perché vuole scardinare il concetto di maratona di per sé. Anziché fare un percorso da ripetere anno dopo anno sempre lo stesso, nella medesima località, abbiamo deciso di portare la gente a seguirci lungo un percorso all'intorno della regione. Quest'anno saremo a Cividale, il prossimo anno andremo a Palmanova e il terzo anno andremo ad Aquileia, in una sorta di trittico che andrà a comporre il mito. Quindi ciascuno che porta a casa la singola maratona va a comporre la medaglia finale, che è costituita da un materiale magnetico che quindi proprio tangentalmente lo va a colpire e soprattutto entrerà nel mito, la Hall of Fame. Quindi è importantissimo portare la gente a scoprire il territorio del Friuli Venezia Giulia. Quando è in programma e com'è composto il percorso? Allora, la maratona si terrà il 31 ottobre a Cividale, ci sarà una maratona, una mezza maratona, una staffetta 4x10 km, più una corsa in rosa benefica con la raccolta dei fondi della LILT. La staffetta 4x10 va a raccogliere dei fondi per sostenere un ragazzino di Cividale affetto da una malattia rara e quindi con dei costi notevoli per quanto riguarda la sua diciamo anche esistenza, se vogliamo, ed è questo che grazie al nostro sponsor Civibank ci ha permesso di approcciare questa giusta causa.
Federica Fasano è la presidente della Mito Marathon, che ci racconta anche a livello turistico come viene completata. Sì, allora, abbiamo fatto un lavoro molto dettagliato di promozione del territorio e lo scopo era quello di accogliere gli atleti, ma non farli solo correre, ma anche scoprire appunto tutte le peculiarità della regione. Abbiamo studiato ed creato dei pacchetti turistici ad hoc con la visita di Cividale, con la visita di Palmanova e con la visita di Aquileia, per dare un'anteprima di quelle che saranno le tappe successive del percorso, e in più anche ovviamente città come Udine e Trieste. Visite guidate con dei tour estremamente particolari, molto suggestivi, e con le degustazioni in ogni posto dei prodotti tipici locali. E in più per i bambini, perché abbiamo anche un buon target di famiglie, abbiamo organizzato insieme all'amministrazione di Palmanova la caccia al tesoro all'interno delle mura, quindi è una cosa molto carina e molto apprezzata. E in più, ovviamente, avendo la presenza di grossi sponsor come la Prosecco e la Grappa Domenis, abbiamo anche le visite e le degustazioni della cantina Domenis e la degustazione della Grappa e del Prosecco. Una cosa molto importante è Villa dei Claricini, che è il nostro area Expo, è un'altra delle località molto richieste, con delle bellissime visite sia dell'interno che del parco, con anche qui la degustazione del loro vino di produzione locale. Giuseppe Ruolo, assessore sport e turismo di Cividale del Friuli, parte questa nuova iniziativa che vuole valorizzare attraverso lo sport anche la località turistica. Beh sì, assolutamente. Negli ultimi anni diciamo che Cividale ha avuto la fortuna e l'opportunità di ospitare diversi grandi eventi sportivi che sono stati anche un mezzo di promozione della città e un veicolo per attirare sempre più visitatori. E questa è un'altra iniziativa perché Cividale è sempre più capitale anche dello sport. Sì, diciamo che abbiamo delle strutture che sono state rinnovate, altre che sono state, diciamo così, fatte ripartire, come il Palazzetto dello Sport di Via Perusini, ed altre ancora che stiamo cercando di sistemare per diventare anche noi un punto di riferimento per la regione anche a livello sportivo. Un connubio tra sport e turismo sempre più importante per la valorizzazione di un territorio. Si parte da Cividale con la Mito Marathon. Beh, una buona prima, un'ottima prima, c'è stata una presentazione molto emozionale, ma io mi permetto di dire sport, turismo e solidarietà. Soprattutto a me è piaciuto il fatto che durante questo evento, questa Mito Marathon, ci sarà una raccolta fondi per un ragazzino di Cividale un po' sfortunato, quindi bene, il plauso agli organizzatori. Beh, che dire, abbiamo sostenuto come Regione Friuli Venezia Giulia questo evento, ritenendo un evento importante. Mi dicevano prima ci sono 15 paesi partecipanti provenienti da tutto il mondo con tantissimi iscritti, volendo abbinare alla proposta sportiva una anche proposta turistica con la Mito Marathon Card di Promo Turismo, in grado di offrire quei servizi accessori per sia gli iscritti ma anche i familiari visitatori nelle varie città, nei vari siti UNESCO. Quindi parliamo di Cividale, parliamo di Aquileia e parliamo di Palmanova. Quindi sfruttare tra virgolette questo evento sportivo per far conoscere ai più la nostra regione. Esposte per la prima volta alcune reliquie dei santi Canzio, Canziano e Canzianilla, i tre fratelli in fuga da Aquileia dalle persecuzioni di Diocleziano, riparati a San Canzian di Sonzo. È qui che trovarono il martirio. Le reliquie autentiche saranno visitabili in maniera permanente ai piedi dell'altare. Una novità importante per la chiesa parrocchiale di San Canziano. Si tratta dell'esposizione di alcune reliquie dei santi martiri canziani che fino ad ora non erano visibili al pubblico e ai fedeli. Erano conservate presso la soffitta della parrocchia e non avevano trovato collocazione nelle 3 capselle che ornano l'altare maggiore della parrocchiale di San Canzian di Sonzo. Ora sono state esposte con un intervento strutturale anche del presbiterio e sono quindi state rese fruibili per la comunità tutta. Sono i femori e quindi le ossa più lunghe dei corpi dei 3 martiri che non avevano trovato collocazione appunto in queste capselle che sono di dimensioni minori e quindi sono stati restaurati e sono stati debitamente collocati adesso all'interno di un'urna ai piedi dell'altare maggiore.
Sono stati proprio gli scavi che si sono svolti tra gli anni 60, dal 60 al 69 per la precisione, qua a San Canzian di Sonzo, capitanati dal Mirabella Roberti, che ha portato i suoi studenti di archeologia dell'Università di Trieste le estati a scavare a fianco della parrocchiale. Durante questi scavi è emersa questa tomba preservata che l'ha differenziata immediatamente dalle altre che erano collocate vicine, ricoperta di marmo, e all'interno erano ancora visibili parti di 3 corpi che lì erano stati inumati. È stato svolto anche un'analisi scientifica di questi resti che sono stati mandati all'Università di Padova, al laboratorio di anatomopatologia, che ha potuto datare le ossa e ricostruirne anche la parentela, e da questi dati si è potuto dare forza anche scientifica a quella che prima era solo una leggenda e che voleva i Santi Tre Martiri essere arrivati fino a San Canzian e aver dato la loro vita per testimoniare la fede cristiana. I Santi Canziani sono 3 giovani che in un tempo difficile hanno testimoniato la fede con tutta la loro vita in maniera così anche forte e coraggiosa, quindi ritenevo che fossero un bellissimo esempio per tutti i fedeli, in modo particolarmente per i giovani, perché credano fermamente in valori alti e belli, in modo particolare il Vangelo, e sappiano anche donare la vita con gesti eroici. D'altra parte i giovani sono chiamati a un entusiasmo della vita. Ecco, questi Santi Canziani sono un bellissimo esempio. E anche vedere le reliquie ho constatato che colpisce tanti giovani, perché una cosa è parlare in teoria, quando vedi proprio le ossa e sai che sono del IV secolo, di coloro che hanno dato appunto la vita, si interrogano e sono anche curiosi di scoprire un po' la storia. Ecco, l'importanza delle reliquie è sempre stata all'interno del popolo fedele, forse ultimamente è un po' scemata, almeno nelle nostre terre o nei nostri paesi, ma per esempio pensiamo a tante popolazioni slave che fanno pellegrinaggi anche di migliaia di chilometri per andare a vedere anche reliquie anche più piccole delle nostre, e noi abbiamo qui una ricchezza che era nascosta e adesso è stata riportata un po' alla luce, diciamo. Noi siamo in chiusura, ma vi ricordo al prossimo appuntamento con l'informazione di Telefriuli in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio con i programmi di Telefriuli. Arrivederci.